Buon pomeriggio e buona domenica amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi questa bellissima partita tra Iato e Futsal Emiri. Le due squadre stanno quasi per entrare in campo, il presidente dello Iato infatti sta dando il pallone che poi sarà quello che probabilmente... No, perché il direttore in realtà ne ha un altro, quindi non è il pallone della partita, sarà il secondo probabilmente, forse quello utilizzato per il riscaldamento. Nel frattempo Di Torigara si porta già avanti con il lavoro perché sta già controllando le reti, ma nel frattempo arrivano anche la formazione ospite, arriva anche quindi il Futsal Emiri con l'uomo più avanzato al momento, che solitamente è quello più indietro, che è Nicolò Rinicella. Quindi intanto un bel gesto di fair play con l'altro portiere, con il collega Gianluca Perdichizzi, che invece difende i pali del SD Iato. Nel frattempo formazione ospite si sta per schierare nel tornello prima di iniziare la partita. Vediamo subito Moncada che sta andando probabilmente sugli spalti, forse a salutare qualcuno dei suoi cari. Nel frattempo i giocatori stanno tutti per lì, infatti sta salutando qualcuno, Moncada, forse anche il figlio, chissà. Nel frattempo le squadre sono già pronte per poi fare il loro ingresso. Vediamo anche Salvatore Fuschi, uno degli ultimi arrivati in casa Iato, che oggi non è convocato, non è in campo, ma comunque è vicino alla squadra per dare uno dei suoi classici consigli. Uomo spogliatoio, uomo poi di grandissima esperienza. Nel frattempo Cottoni con il figlio probabilmente in braccio, che entrerà con lui. Insomma, c'è veramente dei momenti bellissimi perché sono tutti figli. Allora ogni giocatore entrerà con i bambini, quindi questa tanto è già un'immagine meravigliosa che noi chiaramente vogliamo sempre vedere all'interno di questi schermi. Nel frattempo Di Taricara sta entrando, si tratta del signor Sebastian Colletta della sezione di Trapani. Le due formazioni stanno per apprestarsi ad andare a centrocampo. Ricordiamo oggi 60 minuti di partita, due tempi da 30, non come la C1 invece che presenta due tempi da 20 minuti effettivi. In questo caso non sono effettivi, ma comunque è sempre un'ora di gioco, sarà molto molto intensa. Nel frattempo le squadre sono già schierate a centrocampo con Capitan Restivo da una parte e Capitan Ciaramitano dall'altra, anzi Capitan Rappa, chiedo scusa, dall'altra, con il direttore di gara che infatti adesso fa fare il classico saluto. Capitano in travaglia, questo non è Restivo, e in travaglia il capitano, quindi in travaglia e Rappa sono i due capitani quest'oggi. Poi segue Gian Grande vicino proprio a in travaglia, e poi il fischio. Strette di mano tra le due formazioni, ma noi prima di presentarvi l'inizio della partita vi vogliamo dare immediatamente queste statistiche, analizzare un po' le statistiche per cercare di capire cosa potrà avvenire in questa partita, perché ricordiamo che il Futsal Emiri si trova al primo posto con 15 gol fatti e 5 gol subiti. Si tratta del sesto miglior attacco e la formazione che al momento capolista a pari punti però con Figarazzi e Pioppo, e poi si trova soprattutto a essere la migliore difesa di questo campionato. Questo può essere già subito un fattore molto molto importante per questa partita. Dall'altra parte lo Iato, che però non ha un valore negativo dal punto di vista difensivo, perché anche lo Iato è la migliore difesa di questo campionato, in quanto entrambe le formazioni hanno subito soltanto 5 reti in 3 partite, una difesa veramente bunker per queste due formazioni allenate da mister Gianluca Isgro per quanto riguarda i padroni di casa, dal mister invece Cinzia Orlando per Futsal Emiri. Le due squadre sono già schierate nel classico circle time prima di cominciare, e poi veramente bisogna sentire le urla di queste squadre perché la gara sarà molto molto intensa. Continuo quindi con le statistiche perché lo Iato viene da un pareggio in campionato non molto felice, nonostante la trasferta sia stata abbastanza complicata contro la Merlo, un pareggio al stadio Tocia Stadium, una partita molto vivace poi terminata con il risultato di pareggio. Tanti malumori forse per quest'oggi i padroni di casa, chiaramente, che non sono riusciti a continuare il loro ottimo momento fino a quel momento appunto del campionato, che aveva portato 2 vittorie su 2, la terza è stato un pareggio, adesso arriva la quarta. Nel frattempo fotografo per l'SD Iato, che presenta infatti una delle sue istantanee per ricordare questo momento. Nel frattempo le due squadre stanno per entrare in campo e cerchiamo di capire chi saranno i quintetti iniziali, i quintetti fortunati, perché tra i pali per l'SD Iato dovrebbe partire Perdichizzi, poi Prestigiacomo, Restivo, adesso dovrebbe essere Moncada, e manca il pivot forse, no, perché il pivot è Prestigiacomo chiaramente, quindi Restivo, Moncada
e Cottone, quindi Cottone è il quinto giocatore dell'Esidiato, dall'altra parte invece vediamo Pera, poi tra i pali Rinicella vince il ballottaggio con il suo compagno di reparto Nicolosi, poi anzi no, è Termini con la numero 15 a schierarsi lì davanti, poi vediamo Gaspari Parisi con la 11, con la numero 13 e il numero 5 per Rappa, e poi maglia numero 8 per Manuel Sciacca, che è un giocatore, lo scorso anno giocava, ricordiamo, al San Gregorio Papa e che ha fatto tanti gol, intanto inizia anche la partita con il primo possesso palla per il Futsal Emiri. Parisi scarica dietro dalle parti di Rappa, Sciacca, Parisi fronteggia Presti Giacomo, non ne vuole dare il passaggio facile al compagno, poi subito ringhia Moncada. Possesso palla quindi per il Futsal Emiri, che guadagna immediatamente una rimessa laterale praticamente dalle parti del portiere, infatti si parte dalle retrovie con Sciacca. Ecco Termini, è stato molto bene il suo campionato, allarga il gioco. Bravo. Poi le fite, Parisi calcia subito, a sfidare immediatamente per Di Chizzi, ma un portiere come lui sa stare molto bene tra i pali, di conseguenza non ha subito nessuna difficoltà. Moncada punta la difesa, poi cambia gioco, Cottone può avanzare, lo fronteggia Termini, non trova lo spiraglio, lo trova adesso, Presti Giacomo va giù, si rialza, Presti Giacomo da terra, viene subito fermato da Rappa, che oggi avrà veramente dei clienti molto complicati come Presti Giacomo, ma anche come Gianmario Fuschi, che oggi parte in panchina. Ce lo aspettavamo forse dal primo minuto, ma ovviamente sarà una scelta del tecnico Isgro, che vorrà forse non dare punti di riferimento e tenere uno dei punti di diamante. Dato Presti Giacomo cerca la porta con Rinicella, che era rimasto immobile ma aveva battezzato benissimo il pallone fuori. Questa domenica di calcio a cieco, un po' insolita in realtà, ma altrettanto bella. Cottone controlla il pallone nonostante un rimbalzo non eccezionale, lascia lì la palla. Restivo, Moncada e ancora Restivo, cambia gioco, Cottone la controlla molto bene con la sola, poi con il tacco libera Moncada, sbaglia tutto perché Termini capisce in anticipo, poi l'anticipo di Restivo e poi nuovamente Moncada, che poi chiede subito scusa al compagno. È stato effettivamente un passaggio velenoso, poi di prima il tentativo di Parisi, che però non arriva dalle parti del compagno, dunque rimessa laterale per l'Esidiato, che quindi oggi la formazione di casa, ricordiamo, al Pala Don Bosco, le partite in casa di questa formazione. Moncada, Cottone allarga il gioco, Restivo cerca di imporre il proprio gioco, Presti Giacomo cerca col mancino una conclusione immediata senza stoppare, senza probabilmente nemmeno guardare la porta. Lui ha provato, è un giocatore che comunque la sente. Tutto il taglio di Sciacca, ottimo, che prende il tempo Sciacca, casca giù con Moncada, tutto regolare per direzione di gara, non protesta nemmeno Manuel Sciacca, che qui aveva fatto un grandissimo aggancio ma soprattutto un grande inserimento alle spalle del difensore avversario, e qui forse anche un po' sbagliato dal punto di vista del tempismo, però è riuscito a recuperare Moncada. Poi sbaglia Cottone, messa laterale per lo Iato con lo stesso Cottone. Moncada allarga, Restivo, c'è lungo in avanti, Presti Giacomo, non viene servito invece adesso, quasi un tiro, poi Moncada anticipa, sbaglia ancora il passaggio, non è il primo della sua partita. Termini, prova il dribbling, riesce a passare, Termini, poi un dribbling di troppo, Moncada riesce a servire, poi Parisi calcia con la punta, palla in diagonale, palla che termina fuori, ma partita subito molto attiva dopo 3 minuti di gioco con questa occasione per il Futsal Emiri, che nonostante non sia in casa oggi, tanto presente una grossa fetta di pubblico presente, ma sta giocando a viso aperto contro una formazione che dentro casa veramente molto molto temibile. Intanto Restivo, Cottone cerca palla centrale, Cottone calcia, qui ottima la chiusura difensiva da parte di Sciacca, che nonostante sia un giocatore piuttosto offensivo si fa vedere anche lì in difesa, è stato provvidenziale il suo aiuto. Nel frattempo calcio d'angolo con Moncada, Presti Giacomo, Moncada, poi trova uno schema, non riesce, Rappa trova Termine che si va sul sinistro, poi taglia la strada molto molto bene qui Cottone per Di Chizzi,
Cottone e Restivo. Cottone può avanzare, guadagna diversi metri, Restivo allarga il gioco, Moncada, finta e controfinta, poi si riappoggia, Restivo, gancio difettoso, Cottone, Moncada, ancora Cottone, allarga il gioco, vede Prestigiamo che potrebbe apparecchiarsi per una conclusione, poi si appoggia, Cottone allarga, Restivo trova il taglio per Cottone che cerca, anzi Moncada 2 volte, Rinicella 3 volte, come l'ha presa Rinicella! Terzo tentativo, vincente per il portiere, ma sono stati anche i 2 prima, con Moncada che non crede ai suoi occhi, è dato botta sicura sicuramente nella seconda occasione, ma ancora di più nella terza, poi la conclusione al gol di Restivo, palla che termina fuori, 5 minuti veramente bellissimi. Termini, Parisi indica al compagno di tornare dietro, poi c'è l'inserimento di Sciacca, palla alta, Sciacca! E prova a girarsi in torsione, era molto complicato, ma uno come lui vede la porta facilmente e fa benissimo a provarci. Restivo, Moncada, per lui una tripla occasione incredibile. Cottone scambia con Moncada, Cottone allarga, Restivo. Nel frattempo si riscaldano degli uomini in panchina, nel frattempo lo scontro tra Rappa e Cottone, tutto regolare però. Pallone che stava quasi terminando però sulla panchina del Fussalemiere. Cottone sbaglia il tocco, capisce tutto Sciacca che parte in velocità, ecco Sciacca, è sul destro, serve Termini, guarda la porta, si allarga il contrasto di Moncada che per ora sta facendo una grande fase difensiva, poi Cottone si appoggia dietro saggiamente da Restivo. Alla centrale, Presti, Giacomo va giù, tutto regolare e invece no, perché Rappa stava per presentarsi dalle parti di Perdichizzi, però di gara ha deciso di fermare tutto, calcio di punizione, qui tutta l'esperienza da parte di Mimo Prestigiacomo che spalla la porta, ha guadagnato un calcio piazzato piuttosto importante, da questa distanza può dire la sua Cottone, ma ci potrebbe essere, anzi quasi sicuramente uno schema, vediamo se effettivamente ci regaleranno uno schema, se mister Gianluca sicuro ha preparato uno schema in settimana forse per raggirare quella che è la difesa, la muraglia del Futsal Emiri, che al momento ricordiamo essere la migliore difesa del campionato insieme proprio ai padroni di casa. 5 gol subiti soltanto. Va Restivo, è una finta, adesso c'è Cottone che cerca il passaggio in mezzo, poi deviazione quasi verso la porta da parte di Sciacca, poi la conclusione da fuori tentata da Parisi, Perdichizzi la aggancia forse un po' con la tibia in realtà, riesce comunque a controllarla. Moncada allo spazio centrale per Presti, Giacomo col tacco per Restivo che stava arrivando a concludere da pochi passi, ma ottima ancora la difesa da parte del Futsal Emire con Parisi che cerca la profondità con Cristian Termini, non arriva però il pallone, dunque rimessa per lo Iato che batte rapidamente con Cottone, scambia con Moncada, sempre l'ex Palermo Calcio 5. Cottone, un buon inizio di partita anche per il numero 5. Moncada può puntare, vuole il destro, converge, si appoggia. Presti Giacomo, Restivo allarga molto bene per Cottone, poi cerca Presti Giacomo, viene fermato da Rappa. Un'ottima partita al momento del capitano Giuseppe Rappa, numero 5. Cottone. Centrale, Presti Giacomo, sempre per Cottone, cercano tantissimo queste giocate centrali, queste imbucate con Prestigiacomo che fa benissimo il lavoro da pivot, non è una novità chiaramente, ma qui serve tanto aiuto da parte non solo dei laterali ma anche del centrale Restivo che devono andare incontro a Prestigiacomo, però al momento Rappa comunque sta difendendo benissimo e infatti qui guadagna anche una rimessa laterale perché l'ultimo tocco è proprio di Prestigiacomo. Poi Parisi, scontro con Moncada, viene vinto dal calciatore del Futsal Emiri che guadagna quindi una rimessa laterale. Sono passati 8 minuti di gioco, partita veramente vivace. Nel tempo regala un pallone qui, Parisi non ha trovato però nessuno dei compagni a sfruttare questo passaggio. Nel frattempo è pronto il primo cambio, perché dovrebbe entrare Gianmario Fuschi, se non mi ho visto male, anche Ricotta. Cottone prova ad appoggiarsi, sbaglia tutto, Sciacca può puntare la difesa sguarnita sulla posizione nella parte di Termini, Sciacca va sul sinistro, può calciare, Sciacca ci ha provato, ha fatto molto bene qui l'ex San Gregorio Magno, ma non ha trovato la porta.
ancora una volta, sempre molto pericoloso. Si riparte quindi con Restivo. Moncada punta all'uomo, poi Sciacca e l'ultimo tocco è di Sciacca, anche se in realtà da qui sembrava abbastanza evidente che potesse essere di Moncada, però Vittorio Gara ha deciso di concedere un'altra rimessa. Poi Presti, Giacomo Rinicella rimane fermo e con il petto nega il gol a Mimo Prestigiacomo, che cerca di sbloccarsi in questa partita. Al momento non ci riesce, ma grande merito va dato sicuramente all'estremo difensore. Corner, Restivo, riceve il pallone. Lo schema, palla ancora di ritorno, sbaglia tutto, può ripartire adesso Rappa. È un 3 contro 2, Rappa con la punta! Ci ha provato, Perdichizzi prende direttamente il pallone dopo la pallone tenuto fuori, può ripartire con Prestigiacomo, si gira, Cottone, scivolata di Parese che arpiona con il braccio. Sarà quindi cartellino giallo per il numero 11. Subito Vittorio Gara ha voluto mettere le cose in chiaro. Calcio di punizione, questa può essere veramente importante, perché qui bisogna capire se si va di potenza o di precisione. Vediamo, effettivamente ci vorrebbe uno specialista qui per rispondere a questa domanda, però credo che Moncada, conoscendo il piede, possa andare con il destro, forse sul palo lontano del portiere, quindi quello che al momento non sta difendendo, ma che andrà sicuramente dopo aver sistemato la barriera, e infatti va proprio lì. Il fischio va Moncada, cosa è calcia? Moncada, infatti va proprio lì, da quelle parti, tanta potenza. Questa volta la precisione non è perfetta, c'è anche un primo cambio per il Futsal Emili, perché lascia il terreno di gioco, ma soltanto chiaramente per qualche istante. Parisi deve parlare direttamente alle parti del pubblico. Tutto in campo Ciaramitaro. Tempo forse si è preso anche un bambino. C'è bisogno probabilmente di un ingresso da parte dello staff medico, aveva rinviato il pallone, chiaramente tutto in maniera fortuita, ribadiamo sempre, dico di spazzare. Speriamo che sia tutto ok, però una pallonata, forse un bambino, ma c'era un passeggino lì vicino. Gioco momentaneamente fermo al minuto 12, ci sarà sicuramente un grosso recupero. Adesso sta cercando di capire un po' quello che è successo. Il risultato per chi si possa essere in questo istante è sempre di 0-0. Era molto vivace tra Iato e Futsal Emiri. Classifica che effettivamente recitava primo posto per la squadra ospite, invece quarto per i padroni di casa con 7 punti, 2 in meno. Si riprende a giocare però con Restivo che allarga il gioco. Cottone si appoggia, sbaglia tutto, poi Ciaramitaro cerca un passaggio di ritorno che non arriva mai, e quindi rimessa comunque sempre per il Futsal Emiri. Con l'esterno si appoggia, ecco Sciacca, finte sul posto, poi scambio, dice che il secondo palo, Termini e Perdichizzi malissimo a intervenire e va direttamente in porta. Ci ha provato, palla però che è terminata fuori e che ha toccato la parte superiore del palazzetto del Pala Don Bosco, quindi rimessa Futsal Emiri. Sciacca rischia tanto, poi il tocco di Fuschi che è penetrato al posto proprio di Prestigiacomo, quindi abbiamo indovinato anche il cambio. Moncada si appoggia, Restivo, Moncada, un'ora di ritorno, ancora calcia e Rinicella sul primo palo, chiude attentamente sul destro di Restivo, poi con la punta allontana Rappa. Questo c'è un po' di difficoltà per la capolista. Al momento ricordiamo 3 vittorie su 3, 9 punti su 9 disponibili. Poi Moncada, calcio sul portiere, Restivo, sempre Moncada e poi Foschi non arriva a calciare, ma vicinissimo più che mai lo ha guiato al gol, poi la difende Termini, allontana ancora una volta Ciaramitaro, palla
per il Futsal Emiri, si chiede anche un calcio d'angolo, il direttore di gara però non è d'accordo. È rimessa laterale, quindi non è rimessa dal fondo, perché il problema è terminato le parti laterali, non centrale. Poi intanto Moncada mette giù Moncada e super in nicella ancora una volta. Fuschi conquista il pallone, poi ritorna lì Sciacca, avanza e poi non riesce a calciare. Ottima chiusura da parte di Cottone, ha provato Ciaramitaro. Messa laterale, zona offensiva, risponde anche il Futsal Emiri con Sciacca che va forte però senza trovare comunque nessuno. Sarà rimessa con Cottone, Restivo, ecco Ricotta è entrato al posto di Moncada, dunque dal punto di vista offensivo non cambia nulla, cambia forse un po' più dal punto di vista difensivo, perché Moncada è un giocatore che cerca di ottiene soprattutto più ripiegamenti difensivi, Ricotta forse un po' meno, però in zona gol magari può dare qualcosa in più. Ricotta sbaglia il passaggio, capisce tutto Rappa, poi si scontra e arriva Sciacca, la blocca Giangrande da portiere effettivamente. Cottone, Restivo, si appoggia, poi cerca l'anticipo, qui ottimo intervento da parte di Capitan Rappa, che non sta veramente sbagliando un colpo quest'oggi. Cottone si appoggia al Restivo, c'è il largo Ricotta, vediamo se lo serve, infatti va proprio da lui, prova il dribbling, sbaglia tutto, Sciacca capisce e può partire in velocità, Sciacca salta tutti, ancora una volta Cottone, poi Termini, non riesce a fare fallo, Cottone c'è dall'altra parte Fuschi, non lo serve, prova a rientrare Termini e poi Cottone lotta proprio contro il 15, una lotta sull'angolo sinistro del campo, angolo alto. Partita veramente molto molto maschia, 16 minuti di gioco, non ci siamo veramente annoiati fino a questo momento. Restivo, Fuschi la controlla, si appoggia, Ricotta, Cottone, gioca di prima adesso, Restivo, centrale per il buco per Cottone che prova a calciare, viene fermato, Termini, si complica la vita, arriva anche Fuschi da terra, poi commette però fallo già Mario Fuschi, quindi calcio di punizione per il Futsal Emiri. Minuto 17, il risultato sempre di 0-0. Sciacca alza il pallone a cercare proprio Termini, poi Ricotta fa buona guardia in fase difensiva, un'ottima diagonale da parte del 27, nonostante la giovane età comunque gioca ad alti livelli da 3 anni, prima campione di Serie D, poi C2, quest'anno nuovamente C2, intanto Termini conquista il pallone, può puntare la difesa, Termini prova a rientrare, Fuschi, poi la conclusione col sinistro, il palo da parte di Ciaramitaro e va vicina più che mai anche il Futsal Emiri al vantaggio con Perdichizzi che va lasciato il primo palo sguarnito e proprio quello era cercato di colpire Ciaramitaro che non trova il gol, ma questa adesso diventa l'occasione più importante della partita. Sciacca si ferma, prova la ruletta, poi viene fermato ancora da Cottone, senza mandare lo stile, Rappa di testa, Ciaramitaro in anticipo 2 volte, poi pallone già terminato in out, dunque rimessa laterale. C'è veramente un minuto di sosta in questa partita, palla dall'altra parte, Ricotta la mette giù, Ricotta, palla al secondo palo, e questa era una palla geniale, non ha attaccato il secondo, Fuschi che era rimasto invece indietro, Cottone invece era a rimorchio, pronto forse a ricevere questo pallone, Ricotta invece ha cercato il secondo palo e non era un'idea sbagliata. Ecco proprio alle spalle di Ricotta Termini, che si lamenta, dice al compagno forse di darla più verso l'interno, non in profondità, anche perché Ricotta comunque è un ragazzo fresco, anche giovane, di conseguenza forse dal punto di vista aerobico non è una scelta delle migliori. Restivo, Ricotta può puntare, vediamo cosa fa, si appoggia Fuschi, Cottone, palla centrale, l'anticipa ancora una volta di Sciacca che va giù, si continua, Termini alza il gioco, cercare Ciaramitaro tante volte cercare Rappa, tante volte diciamo questa soluzione, tanto va giù Fuschi con Ciaramitaro, viene fischiato, intanto viene chiamato il time out, quindi piccolo momento di break
al minuto 19, risultato di 0-0 per chi ti fosse sintonizzato in questo istante. Gara molto bella, con l'occasione più importante è arrivata qualche istante fa con Ciaramitaro che col sinistro ha beccato il palo contro Perdichizzi. Dall'altra parte invece da segnalare sicuramente il pallone al secondo palo di Ricotta, ma la tripla occasione da parte di Moncada con un super Rinicella. Poi anche Prestigiacomo ha cercato di girarsi e c'era anche riuscito con la punta. Rinicella sempre a dire di no. Insomma, sicuramente Rinicella è uno dei protagonisti di questa partita. Lui è anche Sciacca, che ha fatto forse qualche errore di troppo, però è quello che riesce quasi sempre a creare superiorità numerica ed è importante veramente per la formazione ospite, che cerca di agguantare quantomeno un punto, anche per allontanare le contendenti che invece stanno dietro. Ricordiamo, Pioppa e Figarazzi sono infatti a 9 punti. Break nel frattempo terminato, quindi le due squadre ritornano nel terreno di gioco con il risultato sempre di 0-0. Rappa. C'è stato anche un nuovo ingresso in campo perché tratto Furia. Ciaramitaro si gira molto bene, poi tocca la porta, Ciaramitaro, palla in mezzo per Termini e poi Perdichizzi salva tutto. Tutto vede a parte lo Iato con Cottone che tocca la porta, allarga con l'esterno, Ricotta, calcia! E palla che non riesce a terminare in porta, ancora una volta sfortunatissimo lo Iato, però il Puzzaleghino veramente vicinissimo al gol più che mai. Con Ciaramitaro che ha cercato un facile passaggio per Termini, ma Perdichizzi in scivolata è stato provvidenziale. Poi Furia cerca la porta per Perdichizzi, non la lascia scappare. Ricotta, Cottone si appoggia nuovamente da Restivo. Intanto è entrato in campo Pera, quindi non Termini, ma Pera. Adesso è lui il pivot della squadra. Cottone, Ricotta, Fuschi, Restivo, Fuschi, Moncada prende in campo, poi Ricotta, secondo palo per Fuschi che zicca la conclusione. Restivo si appoggia con la punta, ma il pallone è già terminato in out. Sembrava di no da qui in realtà, però Tore Gara all'ultima voce in capitolo, chiaramente, nonché quella che conta in realtà. Poi viene restituito il pallone da Rappa direttamente a Perdichizzi, qui grande gesto di fair play, una gara molto corretta fino a questo momento. Falli infatti sono stati soltanto 3. Restivo, Moncada, Ricotta, la controlla con l'esterno, si appoggia, sempre Moncada, si appoggia, Restivo, per Ricotta che invece arriva spacchiata ma non trova il pallone. Rinicella a cercare l'aggancio di Furia che però non arriva. Dunque si riparte questa rimessa dal fondo con Perdichizzi. Moncada, Restivo, allarga per Ricotta, cerca il dribbling, ottiene il mancino, può calciare, Ricotta con la punta, Rinicella sempre attentissimo, poi sbaglia un po' il tocco, Pera lascia lì il pallone per Furia e chiude già Mario Fuschi. Rimessa laterale con Ciaramitaro, Pera, Rappa, c'è largo Furia, vediamo se lo serve adesso. Si appoggia invece da Pera con la punta, poi la scivolata di Ricotta e si prende anche il batticinio da parte del proprio tecnico, mister Gianluca Isgro. 23 di gioco, stiamo quasi per entrare al 24esimo e ci immaginiamo anche un recupero di almeno sicuramente un minuto, ma vedremo. Palla cercata da Rappa per Pera, ma Moncada, Restivo, Ricotta si appoggia per Moncada che sbaglia qui il controllo, poi riconquista Ciaramitaro e poi Rappa. Pera sbaglia un po' il controllo, Rinicella va a partire subito in avanti il compagno, la caccia con il petto, può calciare, poi Ricotta lo stende con contrasto molto vigoroso, poi Moncada e Rappa commette fallo. Ciaramitaro dice al direttore di gara
che non è fallo, non è d'accordo invece il signore Coletta, invece è molto vicino, poi si batte subito, ma Ricotta non stava guardando probabilmente questa occasione. Quindi rimessa dal fondo con Rinicella che va sempre molto lungo. Ecco Parisi, il dribbling passa, fallo di Restivo e infatti viene fischiato questo calcio di punizione importante con Restivo che ha commesso fallo. Parisi era riuscito a venire al centro del campo con questo dribbling, poi è stato fermato in maniera irregolare, calcio di punizione, e questa può essere un'occasione veramente importantissima per Futsal Emiri. Prima che andrà sul punto di battuta c'è Furia, ma anche Termini che nel frattempo è rientrato in campo al posto di Pera, rifiatato, quindi il 15. Poi c'è anche Parisi e Rappa, dunque si è riformato quasi tutto il quintetto iniziale, 4 quinti in realtà. Tra Parisi che sta guardando attentamente la porta avversaria. Parisi, uno schema Termini con la punta, uno schema non riuscitissimo perché la conclusione non è stata all'altezza forse di Termini, che invece sappiamo essere un calciatore che ci ha abituato a alte prodezze. Intanto Ricotta salta tutti, palla al secondo palo, Foschi guarda la porta e prova lo scavetto, Rinicella attentissimo, rimane in piedi, poi cerca il rilancio, sbaglia tutto. Moncada allarga il gioco alle parti di Restivo che cerca la porta, Rinicella ancora e poi può partire Termini, Ricotta vede il tunnel, Termini e poi perde Chizzi, poi arriva Parisi, ma anticipato a Restivo, super Gianluca Verdichizzi qui. Si rimane quindi con risultati 0-0, non vuole sbloccarsi questa partita con due formazioni che stanno veramente dando grande spettacolo in questo campionato di Serie C2. Girone A, due squadre che forse ambiscono a qualcosina in più e la classifica effettivamente è anche d'accordo con loro. Alza il pallone al secondo palo, la calcia con il petto, Furia! E poi scheggia il palo probabilmente. Poi la voce grossa di Restivo su Ricotta, il veterano sull'under, a dare qualche consiglio probabilmente in chiusura. Restivo, Ricotta, poi va giù, si continua, Fuschi, Moncada, Restivo, allarga, Ricotta, rientra, può calciare, va giù, tutto regolare, poi cerca di chiudere la porta, molto complicato qui, parte di Parisi, si ricomincia però, con Moncada, Restivo, sempre Moncada, poi prova a girarsi Fuschi, fa un grande lavoro da pivot, si gira, Fuschi cerca il passaggio in mezzo, non arriva, palla quindi in calcio d'angolo. Vediamo se propongono uno schema, infatti è così, Ricotta, poi cerca il pallone a rimorchio, non arriva, ecco Pera, rendato a posto di Termini, Pera, il dribbling, poi viene fermato da Moncada che fa un grande lavoro difensivo. Restivo voleva il pallone ma non è d'accordo il signor Colletta della sezione di Trapani. Rappa, Furia, cerca il passaggio, riesce ancora a pallare in mezzo il pallone, poi una deviazione, un rimpallo che favorisce però la porta difesa da Gianluca Perdichizzi. Fuschi in questa insolita posizione difensiva. Fuschi, Restivo, Moncada, va sul fondo, poi c'è a crossare e poi cerca Fuschi addirittura di colpirla col ginocchio o anche con l'addome, non ci è arrivato, Rinicella va subito in avanti, ma è il canovaccio di questa partita con il Futsal Emiri che cerca tante volte la profondità, tanto in campo anche Alamia, al posto di Ricotta, ecco Alamia, cerca centralmente, presteggia come si gira Rinicella e poi ancora una volta e Fuschi da due passi non trova ancora il gol, anzi Moncada, chiedo scusa, da due passi ma supera la difesa, dovrebbe essere stato infatti Furia a fare tutto, in campo anche Sciacca,
al posto del numero 6. Diventa il pallone, Sciacca si gira, Moncada lo scalcia e si becca anche il cartellino giallo per Moncada, quindi calcio di punizione. Potrebbe essere una delle ultimissime occasioni della partita, mancano infatti praticamente 25 secondi al termine del match, ma ricordiamo c'è anche un'interruzione, quindi forse almeno un minuto si dovrebbe recuperare. Poi vediamo se il direttore è d'accordo con ciò che stiamo dicendo o se invece andrà un po' negare questa cosa. Vediamo, che sono veramente pochissimo il tempo, siamo andati addirittura al minuto 30 di gioco e sul punto di battuta vediamo Manuel Sciacca. Cosa calcia? Sciacca cerca la porta, non la trova, anche abbastanza lontano dal palo. Palla centrale, l'anticipo da parte di Alamia che è scatenato. Adesso Parisi si gira contro Pesti Giacomo, ancora Parisi, buono qui il suo lavoro. Palla con l'esterno, Alamia può ripartire, un 3 contro 2, scivolata di Sciacca, tutto regolare. Parisi e Copera che col mancino cerca e trova il compagno, ma trova soprattutto un super Moncada che oggi sta giocando una partita strabiliante, ma nel frattempo c'è il gioco fermo perché qualcosa restivo. Un minuto di recupero, dunque terminerà al minuto 32. Pera Rappa la controlla, grande partita per lui. Pera col fisico Moncada lotta, poi vorrà girarsi con il tacco, non riesce, palla in rimessa laterale. Alza il pallone, Parisi la controlla, poi viene portato verso l'esterno da Lamia che sta intanto molto bene in questa partita. Moncada per Di Chizzi. Moncada può puntare, c'è spazio ancora per un'ultima occasione. Moncada si appoggia, restivo sulla posizione, poi Alamia, ancora Moncada, centrale per Presti Giacomo e poi arriva sul secondo palo. Restivo non sbaglia e proprio allo scadere del primo tempo il gol di Restivo che corona una grande azione di gioco da parte dello Iato e fa il gol dell'1-0. Poi tutta la carica da parte del pubblico di casa, vantaggio quindi per lo Iato, vantaggio firmato da Restivo, da Vincenzo Restivo, quindi 1-0 proprio a qualche istante dal termine del primo tempo. Parisi ecco Rappa, adesso bisogna attaccare per il Futsal Emilia, ma c'è tutto il secondo tempo. Pera trova un'imboccata intelligente, poi per Di Chizzi quasi da libero, ferma tutto e finisce anche il primo tempo con il risultato di 1-0. Partita veramente bellissima al momento. Noi vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché poi torneremo per il secondo tempo, sempre sui nostri schermi, sempre in esclusiva per Sportissimi. A dopo. Buonasera e benvenuti a questa quarta giornata del campionato Elite Under 17 regionale Girone A fra SD Panormus e SD Fortitudo Bagheria. Lunga. Si lotta ancora a centrocampo, forse guadagna fallo, no, la Fortitudo Bagheria, palla lunga per Imperato, è uscito bene Federico e questa volta sbaglia il controllo. Palla dentro per il 7 e arriva il gol di Bellingardo e avanti la Panormus con Bellingardo, difesa della Fortitudo Bagheria un po' distratta in questa occasione. Finta, destro ancora sinistro, palla dentro, Battagliano per un attimo soltanto, poi scarica in porta la conclusione Sardina. Scema Italiano ha recuperato invece Geraci, scambia il terzino adesso la Panormus e tenta la conclusione e poi il gol, si è inserito sulla ribattuta di Federico Fazio che fa il 2-0 per i padroni di casa ed esulta la Leo Messi.
Vediamo se ci riprova. Pensiamo un attimo di servire Mattaliano e invece va di nuovo dentro con la testa. Ci aveva riprovato Fazio. Attenzione per la Panormus, palla dentro. Invece era un tiro in porta da parte di Profeta. Si incarica del calcio d'angolo Bellinghard col mancino corto. Ha dato l'illusione del gol per la Panormus. Si incarica sempre col mancino Bellinghard. Federico sta anche servendo un assist per il gran gol di tacco di Imperato. Palla dentro! Si era inserito Cutrona con la testa, con la solita rimessa lunghissima. Ferrito con le mani. Palla dentro, sempre il solito cross al centro. Poi Mineo, palla per Rotolo, che aveva riaperto la partita. C'è fuori gioco, per fortuna della Panormus, fuori gioco. Fazio con la testa, bella sponda, l'ennesima per Imperato. Ha chiuso bene Costa. Bellinghard. Vediamo, stavolta parte sempre lui. Palla dentro, Fazio con la testa. Federico. Bravo Simo. Ancora un grandissimo stop di Imperato. Sempre Imperato sul pallone. Dentro Bellinghard. Non è fuori gioco. Seconda direzione di gara. Bellinghard fa doppietta. Ed è 3-0 Panormus. Calcio di punizione. Vediamo se andrà nuovamente Mineo e Costa farà nuovamente la finta. Sì, ancora Mineo. Palla altissima. Con la testa Padovano. Mineo non riesce a gestire questa palla. Trapani lancia Imperato. Se n'è andato il numero 11 la Panormus. Tenta il tiro col mancino. E fa l'ultimo lancio. Probabilmente per i suoi. Kinsi sulla fascia sinistra, porta avanti la palla il 13, mette dentro il volo. Ferrito, palla dentro, Viola soltanto sfida con la testa. Sorbello in area di rigore, la mette sul destro e prova. Palla che arriva a Kinsi. Davide Kinsi col numero 13. Da una piccola speranza, comunque fa il gol della bandiera per la Fortitudo Bagheria. Palla lunga di Costa in area di rigore della Panormus, ha staccato ancora Mattaliano. Trapani a lottare e finisce qui. La Panormus conquista i 3 punti in casa contro la Fortitudo Bagheria per 3-1. Ben ritrovati per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A. Si sfidano la squadra di Cassia San Giorgio Piana contro una squadra storica che ha sempre fatto questi campionati, promozione, eccellenza, è il Camarat. Passaggio filtrante chiuso ancora dall'ottimo Ciancimino. Palla ora lunga per Sanè che forse in posizione regolare, Sanè, tiro! Rete! Sanè la sblocca dopo 4 minuti di gioco. Subito in vantaggio i nostri, Giorgio, subito in vantaggio, subito, che bellissima questa palla filtrante. Attenzione Carioto, il sinistro, intercettato. La palla rimane lì, dove c'è Ciancimino, che prova anche lui col sinistro, il tiro in porta. Intercetta il portiere, ottima pure prestazione. Camarat sull'out di destra, dove c'è Trico da fronteggiare l'avversario che poi gli fa. Gli scappa in tenario, la mette in mezzo. Pericolo. Non ci arriva per un soffio Marchica in questo pallone che era arrivato dall'out di destra. Qui rischia, attenzione, il Camarat in avanti, la parata di Belmonte, miracolo, qui di Belmonte, Vittorio. Le nostre torri migliori sono in aria, Carioto, Fabio Gaglio. Capito, serio, in mezzo per Sanè che la spizza, rimane lì Tarantino, sinistro! Di poco, sopra la traversa. Ci arriva. Malotte ci arriva.
Bravo Cuccia qua. Palla per serio, può provarci. Ci prova il destro! Da fuori. Due tempi il portiere. La visione del portiere. Si concentra serio. Fischia l'arbitro. Parte serio, il destro a giro! La parata qui di Priolo. Lui Panepinto si gira 2 volte. Che giocatore Panepinto? Alla ottima prestazione delle camere, attenzione con numero 8 che ci prova, si distende ancora Belmonte. E ancora Belmonte 2 volte! 2 volte! Secondo il guardalini. Panepinto. Attenzione al secondo palo dove c'è solo Muratore. Ci prova qui il destro del numero 9. Palla per Gallo, Gallo. Gallo che può tagliare il campo a metà. Gallo per serio. 1 contro 1, finalmente un 1 contro 1 Jack serio. Ci prova col sinistro. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Iato e Futsal Emiri, risultato di 1-0 sbloccata negli ultimi istanti di partita con la rete sotto porta di Restivo, forse in uno dei gol più semplici della sua carriera probabilmente. Poi glielo chiederemo magari a fine partita. Nel frattempo vi mostriamo anche il nostro classico tabellino, manca soltanto il cronometro che però apparirà soltanto quando fischia la dietro di gara, fischia adesso e inizia anche il secondo tempo di questa partita tra Iato e Futsal Emiri. Si gira subito Presti Giacomo, si appoggia, Restivo, palla secondo palo e subito Lamia colpisce, va subito ad abbracciare i parenti probabilmente venuti al campo del Pala Don Bosco del 2-0, un inizio shock per il Futsal Emiri che aveva tenuto benissimo il campo, meritando forse anche qualcosa in più, forse il pareggio quantomeno, ma adesso arriva il 2-0 dello Iato. Dopo soltanto 20 secondi il gol viene firmato da Giuseppe Alamia su servizio di Restivo. Rappa, va a 1000 qui Alamia. Palla poi in rimessa laterale. Rappa. Palla alzata da parte di Parisi, va giù invece Rappa. Intervento poi batti 5 anche con l'avversario, con l'avversario Mimo Presti Giacomo. Perdi Ghizzi. Si gioca un po' con il quinto adesso. Perché trova la porta, Rinicella non riesce ad agguantare. Poi cerca la conclusione, Moncada. Palla fuori. Veramente di tutto in questi primi minuti di partita, i primi 90 secondi. Rappa. Alza il pallone per Termini che cercava forse un pallone più sui piedi piuttosto che sulla profondità. Più volte lo ha cercato. Restivo cerca Presti Giacomo, lotta con Parisi, riesce pure anche a passare, poi però l'ultimo tocco è proprio dell'11 e infatti è rimessa dal fondo. Restivo, Alamia 1-2, palla che non ritorna dalle parti del 17. Sciacca, si appoggia, Parisi allo spazio, può calciare, prova adesso! Palla che termina fuori sul primo palo, ci ha provato. Perché era comunque attento sul primo palo, ma qua si sta per arrivare, poi la combinano grossissima a Termini ed è un retropassaggio, è stato fischiato retropassaggio, quindi punizione all'interno dell'area di rigore per il Futsal Emiri che potrà calciare, però Termini era praticamente arrivato sotto porta vuota anche. Ha avuto 32 questa grande occasione per il Futsal Emiri. Sul punto di battuta Parisi, ma c'è anche Rappa, soprattutto Termini. Vediamo chi andrà, forse Parisi, per quella che è la sua posizione al momento, sembrerebbe essere quello più... forse è messo meglio, ma bisogna capire. E infatti sembrerebbe così, ma c'è anche il Rappa, attenzione, con Sciacca. La tocca, poi cerca il tiro di potenza Parisi, viene respinto però dal ruggito poi di Restivo.
poi intercetta il pallone, Restivo con la punta, riesce a servire il compagno, poi Sciacca, Perdichizzi trova la conclusione verso la porta, poi il colpo di testa di un tifoso qui presente. Sciacca, Rappa si appoggia, Parisi prova ad allargare il gioco dalle parti di Termini, chiude però la diagonale molto bene Moncada. Tanto rientrato in campo Fuschi al posto di Prestigiacomo, 4 minuti il secondo tempo per lui. Poi va al secondo palo con Perdichizzi che blocca senza problemi, Alamia sbaglia il controllo, poi Sciacca lotta ma non trova il proseguo dell'azione perché il pallone è terminato in out. Restivo alza il pallone, un po' troppo però. E il Rappa qui non rischia nulla sulla pressione di Fuschi. Matteo, l'ex giocatore del Real Termini, Alamia vuole il dribbling, ci riesce, poi però mette tutti d'accordo Rinicella che fa ripartire subito i compagni con le Termini, che c'è il pallone, Termini cerca il secondo palo, lo trova, Sciacca, le fitte, ancora Sciacca e poi perfetto Moncada in fase di ripiegamento difensivo, poi Perdichizzi, c'è il pallone lì, Restivo allarga, Moncada, buono sguizzo controllo, taglia al centro del campo, poi ci pensa un attimo, si appoggia da Restivo, Fuschi, magia di Fuschi qui, che è andato via con un controllo e un dribbling da urlo Gianmario Fuschi, poi giallo per Parisi e cartellino rosso perché era già ammonito e infatti aveva anche già lasciato il terreno di gioco. Fallo sul numero 9, adesso si mette veramente durissima per il Futsal Emere, cartellino rosso per Parisi, uno dei uomini più importanti non soltanto dal punto di vista offensivo ma anche comunque della squadra perché è un giocatore che si fa sentire sempre. Calcio di punizione Restivo, c'è lui Cottone che è rientrato al posto di Alamia. Cottone, Restivo, Cottone, Moncada, sempre Cottone, poi Fuschi, pa di ritorno, Restivo, ad orologio qui lo iatto con Cottone, Moncada, cerca di turare la porta, trova però l'opposizione da parte di Rappa, sono 3 infatti gli uomini, Termini, Rappa e Furia. Restivo, Cottone, Fuschi, palla in mezzo, Moncada e sfruttano perfettamente la superiorità numerica. 3-0 per lo Iato quindi con Francesco Moncada che adesso cara il tris si mette veramente difficile adesso e dura in salita soprattutto per il Futsal Emere che stava giocando una grande partita nel primo tempo, poi però è uscita fuori la formazione Bucasa. Rappa si appoggia, passaggio rischioso con Ricotta che attacca. Si gira, poi Ricotta lo fronteggia, poi si torna dietro dalle parti di Rinicella con la punta, si allontana, è rimessa laterale quindi per lo Iato con Moncada che guadagna tutti i secondi possibili. Ricotta sbaglia il dribbling, poi riconquista il pallone ma lo sbaglia, Termini cerca da lui Furia, non lo serve, Termini cerca la punta, viene fermato però dalla posizione di Restivo, poi la velocità di Fuschi che prova lo sprint ma Rappa è attentissimo in fase difensiva, poi Restivo e Termini hanno qualcosa da dirsi. Ricotta, Restivo cerca di alzare il baricentro, la formazione del tecnico Cinzia Orlando, ma lo Iato è veramente messa benissimo in campo, è anche una grande squadra come Futsal Emere sta trovando difficoltà oggi.
Rappa, Moncada che bellissimo pallone per Ricotta di prima per Fuschi, sbaglia tutto, poi Ricotta ancora, mette la punta ed è rimessa laterale con Rappa con la punta anche lui, c'era Mitaro, Termini, Rappa, c'è largo, c'è la Mitaro, riceve il pallone adesso ma poi Fuschi mette l'esterno del piede e ferma tutto. Contrasta ancora una volta un super Moncada che oggi al momento potrebbe risultare tra i man of the match, non soltanto per il gol ma anche per la prestazione super la sua. C'è la Mitaro intanto, Rappa, il dribbling e qui Moncada invece lo butta giù. Poi l'anticipo di Fuschi, perfetto, Ricotta, salta tutti, Ricotta, guarda la porta, serve il compagno! Moncada sotto la traversa, l'avevamo detto, rientrava tra i man of the match di questa partita e credo che adesso i dubbi siano veramente pari a 0, 4-0 e doppietta per Francesco Moncada che sta giocando una partita sensazionale. Vi è però da segnalare il grande passaggio di Ricotta che ha saltato 2 difensori e poi ha servito il compagno, un cioccolatino che ha dovuto soltanto mettere in rete. Poi sbaglia l'uscita dalla pressione il Futsal Emiri. Ricotta. C'è adesso il pallone, può calciare, vediamo, ci pensa, Ricotta, cerca il secondo palo, trova invece Fuschi, poi Ricotta, duettano, Ricotta! Col mancino, palla perfetta in buca d'angolo, Masist sensazionale, e poi bacio con la fidanzata per Ricotta, Masist invece sensazionale da parte di Gian Mario Fuschi, che non sta segnando, ma ha trovato assist incredibile oggi. E viene chiamato anche un time out dal tecnico Orlando, che non è sicuramente contenta per la partita al momento di questo secondo tempo. Sono stati presi 4 gol in 11 minuti. Sicuramente un risultato che non fa contenta l'allenatore del Futsal Emiri, invece sicuramente starà gioendo mister Gianluca Isgro, che al momento è sopra 5-0 contro la capolista e che con questa vittoria al momento andrebbe a superare proprio i Futsal Emiri, ma non solo, anche Pioppo e Figarazzi, portandosi quindi al primo posto con 10 punti in classifica. Questo è quello che dice al momento la graduatoria del campionato di C2 girone A, quarta giornata di campionato che vedo però è veramente lunghissima ancora. Si riparte quindi con Termini, con invece il cambio con Shortino che non va a prendere il pallone, vede infatti Intravaglia che lo aveva pressato molto bene. Cottone, Moncada, Intravaglia, ancora Intravaglia. Sempre Moncada che allarga il gioco molto bene, poi cerca un tocco, la tocca invece Sciacca, quindi rimessa laterale. Moncada parte lui al momento come centrale dietro, ma credo che forse un po' tutti andranno a girare in modo tale da finire su quel ruolo, però seguendo uno schema forse Moncada è quello più centrale. Lotta Cottone in mezzo a 2, Sciacca, poi direttamente dalle parti del pubblico Shortino, palla in rimessa laterale. Larga il gioco a Shortino, ecco Sciacca che cerca il passaggio, non lo trova, Cottone, il dribbling molto rapido Cottone, però trolla con la suola, poi Intravaglia, secondo palo Renicella,
attentissimo, esige qualcosa con Ricotta. Ciaramitaro dall'appoggio Termini, lui invece va da Sciacca, poi Shortino in orizzontale, Termini, sempre Shortino, di prima, Sciacca, pressione molto alta da parte di Cottone, chiede forse anche un giallo Sciacca, risponde qui Sciacca però, sicuramente non un bel gesto. Va in Fuschi e Shortino a fare da Paceri. Rimessa a 3 quindi per il Futsal Emiri con Shortino che è un ex di questa partita, ricordiamo. Soltanto il fischio parte di di gara, poi si ripartirà, il gioco è fermo ormai da qualche secondo. Shortino si appoggia, Ciaramitaro allarga, Termini, pressione di Cottone. Shortino poi sbaglia il disimpegno nel tentativo di servire Termini, terminato invece in alto. Ricotta, Moncada, va in conto Ricotta, lui invece si appoggia da Cottone, che anche lui sta facendo una grande partita. Moncada in travaglia, palla sul secondo palo, anzi a rimorchio per l'arrivo proprio del numero 18 che voleva cercare la tripletta personale, non è arrivata, ma ancora c'è tanto tempo, 15 minuti di gioco. Moncada guarda la porta e calcio, deviazione, calcio d'angolo, ma ancora vicino al tris personale, però la deviazione è stata no, perché è stata effettivamente del Futsal Emiri. Corner con Ricotta, ma in travaglio, non la controlla. Palla è rimessa laterale con Cottone che si appresta adesso a battere, va dietro, Moncada, gira il pallone. Ecco Alamia, autore del gol del 2-0, forse il gol più importante, quello che ha dato il là per iniziare. Anzi no, chiedo di Lorenzo, non Alamia, ma è il numero 10. Cerca subito spazio, in travaglia, Di Lorenzo, cerca il dribbling, va giù. Con la rimessa lo ottiene il numero 10, e invece no. E invece sì, perché Vittorio effettivamente col braccio indica proprio l'ultimo tocco degli Emiri. Alla centrale, in travaglia, si appoggia con la punta, Ciaramitaro, metti tutti d'accordo, poi prova a lanciarsi, Cottone, non si passa da lui, Cottone può allargare, lo fa adesso, palla di in travaglia per Rinicella che invece chiude il secondo palo. Stava arrivando Di Lorenzo, praticamente quasi certo del gol da quella distanza, ma un super Rinicella ancora una volta a negare quantomeno il sesto gol. Cottone per la centrale, Sciacca allontana, Moncada, il dribbling, in travaglia con la punta, risponde Rinicella, un'altra plastica del portiere, sarà corner con Di Lorenzo. Cottone lascia lì per il calcio di Moncada, ancora una volta viene respinto il pallone, poi il controllo con il tacco di Ricotta che prende probabilmente una presa. Sarà quindi rimessa laterale per sempre i padroni di casa dello Iato, che battono rapidamente con Cottone dalle parti di Moncada. Di Lorenzo, Moncada, Cottone, Di Lorenzo si appoggia in travaglia, Di Lorenzo, Di Lorenzo con la punta, respinto da un super Ciaramitaro, poi Sciacca difende molto bene il pallone, si appoggia, Shortino, Termini, fa molta fatica adesso il Futsal Emiri a venire su in avanti, molto schiacciata dietro infatti. Si alza per il colpo di Sniper di Chezzi che ci regala un'istantanea incredibile, che speriamo che il fotografo abbia anche fotografato, potrebbe fare una foto incredibile.
quindi rimessa laterale per Futsal Emiri con Sciacca. Vediamo se riapre la partita. Intanto si gioca con il quinto uomo, con Furia anzi, che agisce da quinto. Sbaglia il tocco, Geluso appena entrato, può calciare sulla porta, cerca la porta, Geluso non la trova. Ha fatto bene però a provarci il 7, che si è schierato come centrale difensivo. Nel frattempo Furia deve battere rimessa dal fondo, se l'aveva forse anche dimenticata, ma non è il suo ruolo, quindi viene perdonato. Ciaravitano, Sortino allarga, si gioca il quinto, Sciacca si gira, Sciacca ancora, casca giù ed è calcio di punizione per Di Chizzi. Intanto aveva quasi trovato la porta, ma nel frattempo è stato fischiato un intervento irregolare da parte di Cottone. Sarà quindi calcio di punizione al limite dell'area di rigore, con Sciacca ha fatto una magia qui, aggirando l'intervento difensivo con il tacco, un po' simile come aveva fatto qualche minuto fa il numero 9 avversario. Si tratta chiaramente di Gianmario Fuschi. Nel frattempo calcio di punizione quindi con Shortino sul punto di battuta, sistema la barriera per Di Chizzi con Cottone ma anche Moncada. Geluso invece è sul palo e Di Lorenzo pronto a uscire, ma ricordiamo che Futsal Emiri comunque al momento si schierano con 5 giocatori in movimento, di conseguenza ci sono 2 giocatori liberi come Ciaravitano, ma soprattutto come Furia. Cerca la precisione Shortino, non va però. Ciaravitano allarga il gioco, Furia, Ciaravitano c'è sull'esterno Termini, ma poi sbaglia il tocco, ma Shortino salva tutto, non per il dietro di gara. Poi il cambio con Rinicella che invece torna tra i pali, minuto 50, mancano 10 minuti alla fine del gioco. Risultato di 5-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Geluso, le finte, ora il mancino, ma la scivolata di Termini sarà anche ben fatta, con l'ultimo tocco che però è del calciatore in maglia blu. Poi viene chiamato intanto un time out da mister Isgro, quindi piccolo break al momento. Risultato di 5-0, mancano 9 minuti al termine della partita. Un secondo tempo incredibile con i gol successivamente di Alamia, poi Moncada 2 volte e Ricotta a chiudere questa partita. Mancano ancora 10 minuti, ma il risultato sembra ormai compromesso per la capolista Futsal Emiri, che viaggiava fino a quest'oggi come la prima della classe. Adesso invece dovrà accontentarsi di un secondo posto, perché proprio il SD Iato li ha superati, andando a quota 10 punti in classifica. Chiaramente condizio sine qua non vincesse questa partita. Adesso arriva anche il fischio da parte del direttore di gara. Si rientra con uomini ospiti che si ripresentano con Rinicella sempre tra i pali, poi Ciaravitano, Sciacca, Termini e Pera, quindi un doppio attaccante possiamo dire, perché sia Pera che Termini sono giocatori offensivi, Sciacca pure offensivo in realtà, quindi solo Ciaravitano più difensivo. Restivo intravaglia, poi cerca lo scambio con Presti Giacomo, poi fuori Restivo, rientra Geluso. Pera, poi intercetta Geluso, Presti Giacomo, si incancina e calcia con la punta, traversa, anzi chiedo scusa, prende il palo di Presti Giacomo con Rinicella che dice qualcosa ai compagni, probabilmente di non subire altri gol. Già il passivo è ben ampio, ma non bisogna aumentarlo ulteriormente. Pera difende molto bene il pallone, Ciaravitano con il tacco, Termini, Pera, Termini, si torna dietro da Ciaravitano, poi si torna con il quinto, con Furia che riceve il pallone adesso, si ritorna dalle parti di Ciaravitano, poi Termini, può allargare tutto, lo fa adesso infatti, Furia controlla il pallone, Ciaravitano si riappoggia, Termini allarga il gioco, Pera, ecco Termini, vediamo se calcia, ci pensa forse un attimo, poi con la punta Ciaravitano, Termini prova a girarsi, Pera, ancora Termini, palla di ritorno, chiude tutto però, un super Cottone che cerca anche la porta per il colpo di testa sfortunatissimo, ed è 6-0
qui ci ha messo la testa Ciaramitaro, ma è stato veramente sfortunatissimo. Risultato di 6-0, forse un po' eccessivo in realtà per ciò che stiamo vedendo in campo. Futsal e Miri non hanno giocato una brutta partita, assolutamente, anzi tutt'altro, però lo Iato ha colpito veramente con tutta la sua cattiveria agonistica e qui anche con un pizzico di fortuna, perché la conclusione di Cottone probabilmente sarebbe terminata anche in out, ma Ciaramitaro ha tentato di mettere la testa nel tentativo di salvare, forse anche di agganciare un pallone per velocizzare il gioco. Non è servito praticamente a nulla, anzi forse è peggiorato la situazione, ma sicuramente tanta sfortuna per Ciaramitaro. Rimessa laterale, Alamia, ritorno in campo, vai, adesso ci sono ben 3 calciatori che lo scorso anno raffiguravano nella rosa dello Iato, si tratta di Lorenzo, Alamia e Geluso, poi Intravai per inizio a completare. Nel frattempo lo scontro tra Termini e Alamia con forse un colpo al viso e Geluso invece ad allontanare il compagno ed è cartellino giallo per il 17 e giallo anche per Termini. C'è spazio anche tra i pali per Giangrande. Intendo Termini, la nuova esperienza, non ha voluto rispondere al giovane Alamia che invece sicuramente non ha apprezzato il contrasto con il suo avversario. E poi tutto ok, è rientrato, quindi cambio tra i pali, entra Giangrande al posto di Perdichizzi per questi ultimi 5 di gioco. Sciacca trova un passaggio ma non lo spiraglio, sbaglia il tocco, poi Alamia, Termine si mette davanti con il corpo, subisce un calcio di punizione, qui astuzia da parte dell'esperto Termine. Rappa, Termini, Sciacca, palla al secondo palo, Giangrande mette il piede, poi ancora una volta Termini che può allargare, lo fa adesso, palla di ritorno, cerca il rimorchio probabilmente, non riesce per Pera che passa il pallone, Termini, aggancio sensazionale per lui, allarga il gioco, Sciacca la porta e poi Giangrande, poi cerca il tiro che viene murato però dalla testa di Termine. Alamia, poi Geluso, proprio la conclusione molto complicata, direttamente da Antonello che Casorubea è uno dei dirigenti membri dello staff, anzi dello Iato, che prende questo pallone e poi lo restituisce subito alla partita. Rappa, Rinicella va in avanti, cercare il lancio offensivo direttamente dalle parti di Giangrande, Di Lorenzo, Geluso, Alamia, cerca l'esterno, poi Di Lorenzo si gira molto bene, sbaglia poi il tocco, Pera col mancino, Di Lorenzo mette tutti d'accordo, poi riesce a trovare anche l'ultimo tocco, ma la palla non è terminata in out, poi Pera, contrasto con Geluso, palla in rimessa laterale, mancano 2 minuti e mezzo, poi sarà fine match con il risultato di 6-0, nel frattempo è stato dato un cambio nella rimessa laterale, probabilmente palla in movimento. Tanto oggi grande fetta di pubblico presente al palazzetto del Paladon Bosco, tanti volti noti non soltanto del campionato di C2 ma anche categorie più alte. Tanto cerca la conclusione da fuori, ma per non termina in out con Alamia che ha provato, quindi diciamo tanta presenza di personaggi al mondo del futsal tra la serie D, C2 e C1 presenti oggi per vedere questa domenica di calcio a 5 che forse serviva oggi. Tanto cerca la conclusione, poi Giangrande blocca in 2 tempi e va direttamente verso la porta, viene preso però dalla parte superiore del Don Bosco, va provato in precedenza invece Termini di battere proprio Giangrande, non è stato però respinto in 2 tempi, è stato molto bene in partita il portiere che sta sostituendo Perdichizzi per questi ultimi 5 minuti. Sciacca il dribbling, poi forse
è stato anche colpito. In travaglio. Geluso è ancora in travaglio. Nessuno dà l'appoggio, infatti rischia tanto con Pera che lo pressa molto in alto. Manca un minuto, soltanto 60 secondi, poi sarà fine partita. Gian Grande centralmente, Di Lorenzo, non lo chiude nessuno, allarga. Poi palla di ritorno, sempre per Di Lorenzo, chiude in bene Termini, può ripartire, l'ultimo a mollare Termini. Poi lo scontro con Alamia, scontro fisico, tutto regolare dietro di gara, però è rimasto da Termini. Travaglia subito a verificare le condizioni del suo avversario, sempre molto sportivo il capitano. Nel frattempo un altro cambio, riecco Ricotta al posto di Alamia per questi ultimi 60 secondi, un giro dell'orologio, poi sarà fine match. Furia lotta con Intravaglia, rimessa tra le sempre per la formazione ospite. Rappa di Naccari con la maglia numero 7 per questi ultimi secondi di partita. Rappa e con Naccari vuole il dribbling, Ricotta è scivolata, poi Rappa dribbling, si appoggia, Pera, Furia cerca la conclusione, viene tallonato però da un'ottima difensiva da parte di Geluso che ha giocato gli ultimi minuti del secondo tempo, però è stato ben in partita. Corner, siamo già ben oltre i 60 minuti di gioco. Rappa porta avanti Naccari, il dribbling va giù, si continua a Termini, poi calcio a Pera, però il gioco è stato interrotto prima ed è cartellino giallo per Ricotta. L'ennesimo di questa partita. Quindi calcio di punizione, probabilmente l'ultima azione di questa partita. Sul punto di battuta vediamo Termini. Vicino a lui anche Rappa in realtà. Vediamo come andrà di potenza di precisione. È uno schema. Pera cerca il passaggio di ritorno, sbaglia tutto, poi un rimpallo favorisce Naccari. Termini cambia gioco di testa di Lorenzo, poi Pera con la testa, anche lui sbaglia però il controllo di Tarigarari. Guarda il cronometro nel frattempo che manca veramente pochissimo. Di Lorenzo in travaglia. Ecco in travaglia, adesso Geluso, giro palla difensivo, sempre in travaglia di prima Di Lorenzo, anzi di Ricotta, e finisce qui la partita, vince lo Iato con il risultato di 6-0, risultato forse un po' eccessivo per quello che è stato visto in questo palazzetto di gioco del Foro Don Bosco, ma la classifica adesso si muove in maniera positiva per i padroni di casa che salgono quindi a quota 10 punti, superando proprio il Futsal Miri e dando anche una risposta per il pareggio in campionato contro la Merlo. Nel frattempo invece rimane al secondo posto, comunque in zone nobili, il Futsal Miri con 9 punti, che oggi però perde 6-0 contro una delle contendenti al titolo come l'SD Iato. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto.